terra, l'acqua è vita, l'acqua scorre Siena per l'acqua, bene comune. 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 Siena. per l'acqua, bene comune. Siena per l'acqua, bene comune. Siena per l'acqua, bene comune. Bravo. Si scrive acqua, Si legge democrazia. Si scrive acqua, si legge democrazia. Si scrive acqua. Si legge democrazia. Si scrive acqua. Ma si legge democrazia. Si scrive acqua. si legge democrazia. Si dice acqua, si legge democrazia. Perché si scrive acqua. Si legge democrazia. Si scrive acqua. Si legge democrazia. sono A politici. Siena a questa elezione amministrativa c'è la possibilità di cambiare le vecchie politiche di privatizzazione che hanno contraddistinto le giunte di centrosinistra. Noi abbiamo elaborato un documento e degli 8 candidati sindaci, 3 candidati l'hanno sottoscritto. Noi vogliamo segnalarvi questi nomi perché pensiamo che siano persone serie che porteranno avanti gli impegni che hanno sottoscritto con noi, ma noi in quanto rappresentanti del Movimento per l'acqua bene comune. I rappresentanti sono Laura Vigni, con la quale abbiamo già fatto delle battaglie insieme nella passata legislatura, Michele Pinassi del Movimento 5 Stelle e Eugenio Neri. Abbiamo conosciuto in questa occasione. Tutte e 3 queste persone si sono impegnate su delle concrete questioni che ora Fiorenza vi dirà. Il Movimento Senese per l'acqua bene comune ha chiesto degli impegni concreti ai candidati alle prossime elezioni comunali a Siena. Prima di tutto chiediamo il rispetto e l'applicazione del referendum del 12 e 13 giugno del 2011, in cui 27 milioni di cittadini italiani hanno chiesto che l'acqua torni a essere pubblica. Poi, vedi qui c'è scritto si scrive acqua ma si legge democrazia. Chiediamo un percorso democratico e quindi una consulta dell'acqua, una consulta comunale dell'acqua in cui possono partecipare i cittadini, e questo è già scritto nella legge di iniziativa popolare presentata dal Forum dei Movimenti per l'acqua. Poi chiediamo la completa ripubblicizzazione del servizio idrico, cioè il ritorno a una gestione interamente pubblica. Oggi in Toscana i soci privati nella gestione dell'acqua sono la multinazionale Suez, Acea, Caltagirone e Monte dei Paschi di Siena. Noi vogliamo che la gestione dell'acqua torni in mano pubblica, quindi chiediamo la ripubblicizzazione. Poi chiediamo una nuova finanza pubblica e sociale, perché i beni comuni e i servizi essenziali alla comunità vengano esclusi dal patto di stabilità. Chiediamo anche una ripubblicizzazione della Cassa Depositi e Prestiti, perché la Cassa Depositi e Prestiti, che nel 2012 ha fatto 230 miliardi di liquidità, torni a finanziare gli enti locali e quindi torni alla sua funzione originaria, perché si scrive acqua ma si legge democrazia. Che meraviglia, l'acqua non nasce nella bottiglia. 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 Che meraviglia, l'acqua non nasce nella bottiglia.